Serata finale di un progetto conclusivo che si svolge qui alla Scuola Quasimodo, sede del CPA. Ne parliamo con il dirigente scolastico, ingegnere Santino Lopresti. Sì, abbiamo avuto anche quest'anno un finanziamento relativo all'area a rischio. Noi quest'anno l'abbiamo indirizzata a quello che è il ricirco, cioè educare questi ragazzi oltre che all'alfabetizzazione. Come vedete sono ragazzi di alfabetizzazione e quindi sono extracomunitari, quindi oltre ad alfabetizzarli e avere anche la coscienza civica, perché anche lì vengono fatte delle ore relativamente a questo. Bene, abbiamo pensato bene di fare un'educazione sul riciclo, sull'utilizzo quindi di questi materiali o quantomeno anche sul differenziare questi materiali. Questi perché in un momento in cui la Regione Sicilia è indietro rispetto a questi problemi e non tutti i comuni sono partiti, bene, ci è sembrato giusto indirizzare questa risorsa a questa ulteriore crescita culturale di questi ragazzi. È stato un progetto che ha visto coinvolti una buona parte, una trentina di ragazzi, come dicevo, di alfabetizzazione, ha visto coinvolti dei docenti, un gruppo di docenti. Ebbene, siamo contenti per quello che siamo riusciti a fare. Come avete visto, ecco, con poca cosa si possono realizzare prodotti che possono essere anche utili all'utilizzo quotidiano. Bene, questo era lo scopo, abbiamo raggiunto l'obiettivo, sono contento, ringrazio i docenti, ma ringrazio gli alunni e le comunità perché questo è un progetto extracurricolare e quindi in un orario diverso da quello curricolare, che hanno consentito, dicevo, le comunità che hanno anche fatto un sacrificio per far sì che questi ragazzi partecipassero proprio in questo orario extracurricolare. Sono state aziende coinvolte del territorio? Sì, c'è la SEAP dove noi siamo stati a fare una presenza, ma non solo, a fare vedere come avviene la differenziata, come avviene la distinzione tra i materiali, che ci ha fornito anche lei qualche materiale, ci ha fornito i contenitori dove poter differenziare. Bene, questo, quindi abbiamo messo insieme anche questa sinergia e io ringrazio anche la SEAP che si è prestata, come ci è venuta incontro a queste esigenze.